Noi di Vicenza Più siamo tornati in centro città per chiedere ai vicentini se sanno innanzitutto cosa siano i PFAS e la BPV e se ci sia un qualche collegamento tra queste due sigle. Andiamo a sentire cosa hanno da dirci. Cosa sono i PFAS? Sono, diciamo così, penso che siano l'inquinamento dell'acqua del sottosuolo. Col tempo l'acqua si è inquinata e sono state rilasciate nel terreno quando hanno buttato gli erbicidi, quelle cose lì, e si è inquinata la falda. E la BPV ora cos'è? La BPV veramente non lo so. Secondo lei ci sono legami tra queste due sigle? I PFAS, come ha detto lei, sono delle sostanze inquinanti dell'acqua, mentre la BPV è la sigla della Banca Popolare di Vicenza. Lei cosa farebbe per risolvere il PFAS e la BPV? Mi coglie un po' impreparato su questo discorso qua, però bisognerebbe smettere di buttare intanto gli erbicidi nei campi e poi, non lo so, ci vorrà del tempo perché le falde praticamente ritornano come erano prima. Non so, non saprei, insomma, ecco. E per la Banca Popolare? Per la Banca Popolare lì il discorso è diverso, logicamente, ma lì non c'è più niente da fare, insomma. Sa cosa sono i PFAS? Sì, sono delle sostanze chimiche che sono state trovate nelle acque. E la BPV ora cos'è? La BPV. Banca Popolare di Vicenza. Queste due sigle sono collegate tra loro secondo lei? Non mi pare, può essere, non lo so, non ci ho mai fatto caso. Cosa farebbe per risolvere il problema BPV e il problema PFAS? Magari lo sapessi. Mistero. Non saprei cosa fare. Lei sa cosa sono i PFAS? No. E la BPV? Banca Popolare di Vicenza? Esatto. I PFAS sono delle sostanze chimiche che stanno inquinando l'acqua del Vicentino. Secondo lei PFAS e BPV sono collegate in qualche modo tra loro queste due sigle? No. Cosa farebbe per risolvere il problema dell'uno e dell'altro? Domanda geniale. Non siamo in grado di dare noi le risposte a questo, sono domande, anzi risposte più grandi di noi, sorvolano il nostro universo. Lei sa cosa sono i PFAS? Certo, è una forma di inquinamento dell'acqua e delle falde acquifere, è un problema attuale, seppur noto da tanti anni, però adesso è un problema di livello di inquinamento. E la BPV ora cos'è? Era o è ancora la Banca Popolare di Vicenza? Secondo lei queste due sigle sono collegate in qualche modo tra loro? No, non ci ho mai pensato, no, non saprei. Cosa farebbe per risolvere, se potesse fare qualcosa, i due problemi PFAS e BPV? Beh, i BPV non sono nella mia materia, per cui direi delle sciocchezze. Per il FAS è una questione a livelli, a scelte politiche molto elevate, per cui non servono soluzioni semplici, ma servono soluzioni con grandi finanziamenti, con grandi interventi. Sa cosa sono i PFAS? Sì, ho letto qualcosa. Tecnicamente non lo so spiegare, però il discorso degli inquinanti dell'acqua, sì. E la BPV ora cos'è? E la BPV cos'era? Non so se si possa parlare ancora di BPV in questo momento. Secondo lei queste due sigle sono collegate tra loro? No, questo non sono in grado di poterlo dire, non ne ho certezza, ma c'è qualcosa che vi fa supporre che siano collegate?
chiedo a lei. Non lo so, in questo momento non lo so. E cosa, Sono cose ancora distinte. e cosa farebbe per risolvere i due problemi se potesse fare qualcosa? Beh, allora, sul discorso dell'inquinamento bisognerebbe cambiare radicalmente il sistema di vita, cambiare scelte politiche, cambiare l'atteggiamento educativo sulle persone, cioè bisognerebbe investire in un cambio radicale, dal punto di vista anche etico, non solo politico e economico. Dal punto di vista delle BPV, non so, lì c'è un... Intanto bisognerebbe perseguitare quelli che hanno ridotto dipendenti e correntisti in questa situazione, per cui quelli che si sono macchiati di questo reato, e poi però bisognerebbe anche lì cambiare alla grande il sistema, cioè un sistema ormai economico, finanziario che si regge solo sulla speculazione, non è che sia proprio il massimo. La banca ormai ha perso la funzione di acquisizione di credito e di ridistribuzione come era una volta, per cui ce ne sarebbe di lavoro da fare, voglio dire. Sa cosa sono i PFAS? No, E la BPV ora cos'è? è la BPV intende la Banca Popolare di Vicenza? Ah, ok. Allora, i PFAS sono delle sostanze chimiche che stanno inquinando l'acqua del Vicentino. Secondo lei PFAS e BPV sono collegati in qualche modo tra loro? Purtroppo non sono informata sull'argomento. Se sa anche solo un po', lei cosa farebbe per risolvere il problema dell'inquinamento della banca? Beh, per quanto riguarda l'inquinamento bisognerebbe puntare sugli impianti di depurazione, è questione di investimenti. Per quanto riguarda la banca è un discorso molto più complesso. Sa cosa sono i PFAS? No, E la BPV ora cos'è? il problema è che non vivo più a Vicenza. Se io le dico che i PFAS sono delle sostanze tossiche che stanno inquinando l'acqua del Vicentino e la BPV è la sigla, e la BPV è la sigla della Banca Popolare di Vicenza, c'è un qualche collegamento tra queste due sigle? Non saprei. Lei cosa farebbe per risolvere questi due problemi? Ma riguardo l'acqua, è chiaro che bisogna guardare un po' più gli scarichi. Il problema non è, cioè è da qualche anno penso, no? La BPV, non sono esperto in materia, banche sono un po' altra roba. Lei sa cosa sono i PFAS? Ne ho sentito parlare al telegiornale in questi giorni, ma precisamente non saprei tanto, insomma. E la BPV? BPV, Banca Popolare di Vicenza? Beh, sì. Secondo lei queste due sigle sono collegate in qualche modo tra loro? Non lo so, non lo so, adesso se mi dice così magari sì, anche però così su due piedi direi di no. E lei cosa farebbe per risolvere il problema PFAS e il problema BPV se potesse fare qualcosa? Beh, per il problema FAS sinceramente non saprei più di tanto perché non lo so, filtri nell'acqua, non lo so però se sia sufficiente. Per il problema della Popolare di Vicenza anche lì sono giochi secondo me più grandi di noi che probabilmente sarà molto difficile trovare una soluzione così su due piedi, ma un aumento di capitale, nuovi soci. Così, insomma, non lo so, però una soluzione precisa non la saprei dare, magari averla. Sa cosa sono i PFAS? FAS? No, assolutamente no. E la BPV ora cos'è? Vado a... deve essere la Banca Popolare di Vicenza? Secondo lei PFAS e BPV c'è un collegamento? PFAS sono sostanze tossiche che stanno inquinando l'acqua del Vicentino. La BPV, come ha detto lei, è la Banca Popolare, giusto? Non vedo il nesso tra la banca e l'inquinamento, a meno che la banca non finanzi cicli produttivi inquinanti. Però questo non lo so. E come soluzione?
non finanzierei i cicli produttivi inquinanti, questo è evidente. Sa cosa sono i PFAS? No, E la BPV? basta con gli acronimi per cortesia. Allora, visto che non sa cosa sono i PFAS, le dico che sono le sostanze inquinanti dell'acqua che stanno inquinando l'acqua del Vicentino. Ah, perfetto. Secondo lei queste due sigle che io le ho appena detto sono collegate? Sì, io penso in definitiva che tutto sia collegato al discorso della Banca Popolare Vicentina. Penso sia collegato perché mi viene mal di stomaco a pensarci e preferirei finirla lì. Lei cosa farebbe per risolvere il problema PFAS e BPV? E Banca Popolare, metterei qualcuno della Banca Popolare dentro i PFAS e vedrei cosa potrebbe uscirne. Lei sa cosa sono i PFAS? No, sinceramente E la BPV? no. No. Cos'è? Banca Popolare di Verona? Vicenza. Vabbè, Vicenza, sì. Allora, i PFAS sono delle sostanze chimiche che stanno inquinando l'acqua del Vicentino, mentre la BPV appunto è la sigla della Banca Popolare di Vicenza. Secondo lei, tra queste due sigle c'è un qualche collegamento? Cioè, il collegamento non saprei dire esattamente, non lo so. Qual è il collegamento? Che nella Vicenza c'è stato un problema, diciamo, per quanto riguarda il credito, e quello che è stato un problema per Vicenza. Noi non siamo di Vicenza, però nel mondo bancario ha creato un bel terremoto. E il problema dell'acqua, che sotto sotto l'inquinante può creare problemi. Forse se il collegamento logico può essere questo, non lo so, di più. Lei cosa farebbe se potesse fare qualcosa per risolvere il problema PFAS e il problema BPV? Allora, il problema dell'inquinamento sicuramente passa attraverso un controllo maggiore delle acque e a monte delle aziende che inquinano, e quindi imporre controlli alle ASL, le ARPA, eccetera, eccetera, sulle aziende magari a campione senza che vengano avvisate le società, e fare in modo che non se la cavino con una semplice multa, perché a volte succede anche questo. Mentre invece per quanto riguarda, mi diceva, il settore bancario, beh, c'è tutta una normativa, sono un po' dentro nel settore. Devo dire una cosa, che mi ha fatto specie sapere che l'assemblea dei vicentini non ha dato il mandato a perseguire il consiglio di amministrazione che ha creato il problema, e questo secondo me è strano. E quindi, non lo so, oltre che aver perso soldi, sono rimasti anche impuniti, però vabbè. Come avete potuto sentire, la maggior parte dei vicentini intervistati non sa cosa significhi la sigla PFAS, mentre sembra più preparata su quella della Banca Popolare di Vicenza, la BPV. A noi sorge però un dubbio. Come mai le persone non conoscono i PFAS, nonostante siano argomento all'ordine del giorno degli organi di informazione? Continuate a seguirci su Vicenza Più per conoscere i nostri nuovi sondaggi.